Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, ospite l'assessore dello sviluppo economico Roberto Marcato, il ragionamento Roberto Marcato. Stavamo parlando delle difficoltà ovviamente dei cittadini e delle aziende in virtù degli aumenti dei costi, e proprio durante la pubblicità parlavamo con l'assessore che se la politica non capisce la difficoltà che il popolo italiano sta attraversando, potrebbero succedere cose sgradevoli. Non le auguriamo a nessuno, ma secondo lei la politica riuscirà a capire questo? Non credo che siano tutti, perché se succede come la guerra in Ucraina, che dal 2014 che se ne parlava, che poteva capitare, si sa che potrebbe succedere, quindi ne sono responsabili ancora maggiormente i politici, perché ovviamente sapranno anche loro che la gente può andare in piazza se non hanno più soldi a pagare le bollette, la benzina e tant'altro, lo sanno, non è che diranno non potevamo fare, lo sanno, quindi non è che poi fanno orecchio dal mercante come allora, noi dobbiamo fare il ragionamento con la classe dirigente che abbiamo. E devo dire che a livello nazionale non è che brilliamo tantissimo. E qui andrebbe a fare un ragionamento molto più lungo, insomma, io sono perché i partiti esprimano davvero la classe dirigente migliore che hanno. Marcato, lei non è convinto che i grandi leader, tutti indipendentemente dalla parte politica, non sanno che potrebbero succedere questo? Lo sanno benissimo, sanno quanti soldi abbiamo tutti in banca, sanno ma perché tutto. Non c'è una guerra in Ucraina allora? Perché si sapeva tutto, no? Perché non hanno reagito perché prima? Bisognava prevenirla e perché non è successo? Rafforzarsi evidentemente anche a livello mondiale, se l'Ucraina magari qualche missile atomico ce l'aveva anche lei, non per mandarlo in Russia, ma per prevenzione, molto probabilmente io credo che la Russia prima di attaccarlo avrebbe il tema è che Putin è sempre stato Putin. No, parlavo di prevenzione in generale. Roberto Marcato, il mio era un paragone, allora le dico, siccome il periodo è quello che è, ecco, la cosa che mi conforta, tra virgolette, è che essendo in un momento di guerra si svegliano le coscienze e si svegliano anche i rimbambiti, quindi voglio sperare che le classi dirigenti del nostro paese, di quello europeo, americano, siano all'altezza del compito. Cioè Churchill dimostra la sua grandezza all'apice della seconda guerra mondiale, mica prima. Lì diventa un gigante, perché quando dice l'ora buia decide di mettere in campo azioni che poi portano alla vittoria. Però in quel periodo c'era meno formazione politica, c'era un leader o un duce, come vuole chiamarlo. No, forse ce n'era di più. Oggi non c'è formazione politica. Era una formazione diversa, lì ce n'era uno e non c'erano 10. Oggi ce ne sono 10, Roberto Marcato. Una volta c'era uno. In Italia la democrazia è andata avanti anni prima di dividersi in varie fazioni. Ma la frammentazione politica non è... c'era il re, voglio dire, ogni hai visto qualcosa che in Italia Poretti? Però in ogni Dio ce ne scampi e liberi. In quel periodo politico era diversa ed era la gestione era meno compressa. Se guardiamo la Jugoslavia, c'era un uomo, chissà quell'uomo quante ne avrà fatte, Tito, nel momento, e quanti morti esatto ci sono stati, morto lui, ci sono state le guerre di tutte le varie fazioni. Io preferisco un paese che però con tutte le contraddizioni, ma democratico. Ancora oggi, in virtù di quello che aveva costruito lui, ci sono all'interno del partito, all'interno della ex Jugoslavia, molti paesi che tra di loro non è che si amino come dovrebbe essere. Capito, però se tu tieni unito un paese a sberle, e prima o poi quelle sberle ti ritornano, ma i dittatori fottuti alla fine, per fortuna. Sono d'accordo con lei, però voglio dire che era una politica diversa da quella attuale, questo volevo dirle. Sì, però io sto parlando, ho fatto cenno a Churchill, che era il rappresentante di un paese democratico contro un dittatore furioso, pazzo, scatenato, che era Hitler. Però lì nel momento più drammatico lui trova la via di uscita, quindi vorrei sperare che, non dico che si trasforma in Churchill i nostri governanti, però che quantomeno la contingenza ti costringa ad affinare l'intelletto. Mi scusi se ne riporto il paragone. Churchill era uno che era contro uno in un momento di difficoltà. Ma anche qui abbiamo Draghi che è uno. No, non è solo Draghi, capito? Ma insomma, lei sa benissimo, ma questo è il tema. Io voglio sperare che nei momenti di guerra
decide? ci sia Se domani il Parlamento di va lì e dice Draghi, non alzano tutti la mano, Draghi sparisce anche lui, certo. Cioè il concetto è diverso. Il Parlamento si assumerà la responsabilità di essere mediocre in un momento drammatico. Cioè, ragazzi, era per fare il paragone. Siamo uomini e donne di buona volontà. No, è vero, Roberto Mercato, era per farmi capire che era diverso. Sì, ma se uno continua a ragionare e a governare come se non fosse successo nulla, cioè non ti sii irresponsabile, sei un idiota? No, invece sei un idiota? Ho la strana sensazione che sanno tutti benissimo la situazione attuale, la nostra politica, che sanno che il popolo italiano è in difficoltà, ma sanno che il popolo italiano ha delle scorte economiche per comunque andare avanti ugualmente la gran parte, e fanno orecchio da mercante, sanno i depositi. Io voglio pensare di no. Perché altrimenti, ripeto, la guerra ce la portiamo qua. Di no, però io sono ottimista per natura. Io pensare male, sa, sì, oggi sa che i depositi italiani è uno dei depositi più... Sì, ma insieme per tutti, cioè, attenzione, però, insomma, io conosco molte realtà familiari dove si sta attenti a comprare anche la pasta, che costa manco, cioè, ragazzi, ce ne sono tante di realtà così, attenzione. E la politica guarda la massa, non guarda le ma guardi che la massa, quella che si arrabbia, non è quella che ha i 500.000 euro in fondi comuni o in polizze vita. La massa che si arrabbia e che ha le bave alla bocca è quella che rischia di perdere la casa e quindi di vedere la propria famiglia sbattuta in strada perché non paga la rata del mutuo. Uno, se hai 500.000 euro in banca, la rata del mutuo la paga. A me quello che mi preoccupa è quello, cioè, con tutto rispetto, ma chi ha 1 milione di euro in banca, mi preoccupa, io devo preoccuparmi. Ce ne sono molti, Roberto Mercato, non arriva a fine mese. La politica italiana lo vede, ce ne sono molti di quelli che sta dicendo lei, ed è vero che l'Italia si sta sempre più impoverendo. Anche in Veneto ne abbiamo. Però sempre meno di quelli che hanno la possibilità, e chi ci governa lo sa che così è. Guardi che i poveri... Anche in Veneto sono aumentati. No, sono aumentati, però ancora la misura è abbastanza margine. Su questo io ho un'idea diversa. Margine di sicurezza che non si vada in piazza. Ma io non sarei. Ecco, è questo l'errore. Bisogna non pensare questo, perché guardi che dopo gestire le piazze che urlano diventa un problema. Quindi è meglio prevenire. Ripeto, abbiamo la possibilità di fare scostamento di bilancio e rivedere il PNRR, interveniamo su questo. Oltre alle risorse che possiamo avere in disponibilità, che sono pochissime, però abbiamo questo forziere. Delle immagini di supermercati gli altri giorni, c'era gente che è partita, sembrava che la guerra fosse arrivata qui in Italia. Sì, quello ha poco senso. Poco senso, però hanno svuotato. Addirittura siamo andati a fare le interviste ieri, Roberto Mercato, proprio ai gerenti dei supermercati, e hanno detto che cercano di far vedere che tutti gli scaffali sono pieni, proprio per non dare adito a dire che sono stati svuotati, perché un paio di giorni davvero erano stati svuotati, però bravi quelli che hanno ovviamente la gestione del supermercato di riempire di merce, nel far capire che non è un'urgenza di far questo. Cioè la gente prende paura e ovviamente... Certo, la gente prende paura, ma abbiamo paura, tutti abbiamo paura, cioè quando hai una guerra a un braccio da te, è chiaro che abbiamo paura. Però noi abbiamo anche il dovere, cioè chi ha responsabilità di governo, sia regionale che nazionale, ha anche il dovere di mantenere i nervi saldi, cioè io non posso farmi condizionare dall'emotività come si fa condizionare il cittadino che mi ha delegato con un voto. Cioè io ho una responsabilità, io devo mantenere la barra dritta, devo mantenere nervi saldi, devo mantenere una certa tranquillità, perché altrimenti se chi ha ruoli di governo di responsabilità sbrocca, cioè il cittadino ormai cosa fa, poveretto? Cioè noi abbiamo l'obbligo di mantenere la mente lucida. In conclusione di questa puntata, Roberto Mercato, lei come assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto ha degli incontri con Luca Zaia, ovviamente con la Giunta della Regione Veneto, per cercare di, quello che può fare, di dare degli aiuti ai cittadini veneto? E se lo avete, cosa avete in mente di fare? No, assolutamente sì, guardi, noi abbiamo approvato, penso siamo stati la prima o la seconda regione in Italia, abbiamo approvato il nuovo programma dei fondi POR-FES, quelli europei. Io ho in disponibilità grosso modo 1 miliardo di euro da spendere in 7 anni, oltre alle risorse quelle regionali, e agli accordi che abbiamo fatto, che facciamo con lo Stato e con il sistema bancario, quindi questo poi viene moltiplicato, e la programmazione
io l'ho già detto anche ai dirigenti, la dobbiamo pensare tenendo conto del periodo che stiamo vivendo, quindi il tema energetico sarà un tema dove noi interverremo. Io parlo solo dalla parte aziendale perché poi il tema delle famiglie, sociosanitario, non riguarda il sottoscritto in quanto è un altro assessorato. E là interverremo. Io ho sempre avuto questa tendenza, io costruisco gli aiuti sentendo le imprese, quindi mi domando a Euri di cosa ha bisogno. Fatto questo, faccio i bandi a fondo perduto per dare loro una mano. E adesso noi abbiamo stati i primi ad approvarlo, adesso deve essere mandato in Commissione Europea, spero che faccia presto, 3-4 mesi dovrebbero darmi l'ok e io parto. Quali sono i prossimi bandi? No, devo aspettare l'ok da benedetta Commissione Europea, che io spero che in 3-4 mesi mi dia l'ok, e dopodiché noi partiamo subito con i bandi. Chiedo alle aziende, mi domando, io faccio presto, una volta che ho mandato poi faccio fare il bando, io faccio prestissimo, non mi perdo. Devo dire che ho la fortuna di avere uno staff tecnico in regione, fra dirigenti e funzionari all'altezza, insomma, quando c'è da fare. Ricordo che il provvedimento che abbiamo fatto di aiuto per i maestri vetrai di Murano, ho messo 3 milioni di euro per pagare le bollette, l'abbiamo fatto in 24 ore, una velocità mai vista, perché ormai siamo abituati in questo paese malandato a avere dei tempi burocratici inaccettabili, soprattutto oggi. Quindi devo dire che ho anche un apparato amministrativo all'altezza. Ho parlato di tutto, Roberto Marcato, di quasi tutto, dalla Lega alla guerra e anche sotto l'aspetto economico, dove mi sembra di aver capito che la Regione faremo la nostra parte. Sta facendo la propria parte, come ha detto lei, nell'aiuto. Ecco, una cosa, io spero che abbia ragione lei, che i prezzi diminuiranno. Diminuiranno di pochissimo, non di quanto sono stati aumentati. Se la benzina era 1,3 è andata a 2,2, non va sotto i 2 euro. Però se vuole scommettiamo un caffè, va bene. Guardi, io mi dà un tempo, sarei felice di vincere la scommessa, non per me, perché sarebbe una vittoria per tutti. No? Io sono convinto che andrà, non dico al prezzo di prima della guerra, o prima del periodo di crisi, ma insomma io voglio sperare che ci avviciniamo. Vabbè, io scommetto un caffè, mettiamo così per stare piccolo, che lei la perderà perché non andrà sotto i 2 euro. Se va sotto i 2 euro le do anche 1,9, la vince, anche perché sarei felice di perderla, perché davvero sarebbe anche giusto, perché la preoccupazione non è da poco conto. Grazie Roberto Marcato, grazie a lei per l'ospitalità e buon lavoro, perché ovviamente ne avrà molto da fare. E in bocca al lupo a tutti. E in bocca al lupo a tutti davvero. Grazie. Invece do appuntamento ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.